Siamo ormai alla 9ª edizione del festival Without Frontiers, Lunetta a colori, il festival che da ormai il 2016 porta l'arte e la cultura nel cuore del quartiere di Lunetta. Quest'anno il tema guarda verso il domani. Il titolo di questa edizione è "Il futuro non è ciò che accadrà, ma ciò che faremo", tratto dall'ultima frase che chiude il libro della dottoressa Chiara Mortari, Affetti sconnessi, quindi S/connessi, che parla di connessione, di futuro, ma anche di comunità, ovviamente, perché appunto, come dice la frase stessa, il domani non si costruisce attraverso l'attesa di quello che potrà succedere, ma attraverso un'azione comunitaria, azioni e relazioni. E quest'anno a Lunetta sono venuti a trovarci ben 13 artisti, due artisti vengono dall'Australia, dietro alle mie spalle abbiamo l'artista Emilio Cereso, uno dei più grandi muralisti del panorama contemporaneo. Abbiamo poi Jasmine Crisp e Order 55, che sono i due australiani, un'argentina, Agus Rucola, e poi abbiamo alcuni nomi che probabilmente già ricorderete dalle edizioni passate, ovviamente Corna 79 che ci accompagna dalla prima edizione, Supe, e quest'anno per la prima volta Naz, Rambo 13.2.12.7 e Naz. I'm Jasmine Crisp and I'm a painter from Adelaide in South Australia. This is my first time here in Mantova for the Without Frontiers Festival. This is my mural for the festival, and it is a self-portrait about the history of women in the household. Il tema del soggetto è lasciato totalmente libero all'artista. Noi diamo una sorta di linea guida attraverso il progetto curatoriale, che in questo caso appunto è al futuro, ma poi lasciamo l'artista libero di interpretarlo come meglio crede, ecco. Devo dire che è un appuntamento abbastanza atteso, la comunità risponde sempre con grande affetto e grande calore alla nostra presenza, non solo nostra del team che ormai è consolidato, ma dei nuovi artisti che ogni anno vengono qui a trovarci a Lunetta. C'è uno scambio molto importante che è soprattutto umano più che culturale tra l'artista e le persone che abitano i condomini su cui vengono realizzate le opere.